sulla richiesta avanzata l'interesse della teste Miranda Bugli per ottenere la deposizione medesima venga assunta a porte chiuse, ritenuto che, pur tenendo il dovuto conto delle comprensibili esigenze di riservatezza della Bugli, esse non appaiono tali da prevalere sulla fondamentale regola della pubblicità del dibattimento, che del resto le circostanze suscettibili di trovarsi in contrasto con le esigenze di riservatezza della Bugli sono ampiamente note già da tempo e diffusamente divulgate dagli organi di informazione, che rimane tuttavia fermo l'assoluto divieto di riprendere in qualsiasi modo l'immagine della teste durante la sua permanenza in aula. Per questi motivi respingo la richiesta di procedere a porte chiuse l'audizione della teste Bugli Miranda, fermo restando l'assoluto divieto di riprendere in qualsiasi modo l'immagine della Bugli durante la sua permanenza in aula. E allora preciso, perché così non ci saranno equivoci che ci furono l'altra volta, che se saranno pubblicate foto a tutta persona naturalmente della teste o in altro modo saranno diffuse per televisione e via dicendo, la testata responsabile sarà esclusa per il proseguo del dibattimento. Va bene? E quindi possiamo cominciare l'esame della testa. Gli obiettivi giù, per favore. Alleghiamo questa. Aspetta, qui c'è un errore fondamentale. Ecco, signora, si vuole voltare verso di noi per cortesia? Sia assolutamente tranquilla, non c'è. Lei non viene ripresa né in altro modo sarà dato pubblicità alla sua immagine. Senta signora, vuole darci le sue generalità per piacere? Allora, Bugli Miranda. Nata signora dove? Nata a Firenze il 34 del 19 gennaio. 19 gennaio del 1934. Residente signora? A Montelupo Fiorentino. A Montelupo Fiorentino. Benissimo. Vuole leggere per cortesia quella formula? Ecco. Con tutte le pastiglie che ho preso qui non ci vedo proprio niente. Allora, le prestiamo un paio d'occhiali? Ce li ha? Ma forse se la signora ha gli occhiali suoi e me. Li cerchi con calma. Devo respirare, se no non si va avanti. Consapevole di quella responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Benissimo signora, benissimo. Senta per cortesia, vuole rispondere adesso alle domande che le faranno prima il pubblico ministero e poi i difensori? Va bene. Prego, signor pubblico ministero. Signora, lei abita a Montelupo ora? Sì. È nata invece, se non ho capito male, a Firenze. A Firenze. Lei è stata protagonista di un fatto oramai noto a Vicchio nell'anno 51, no? La domanda, scusi, pubblico ministero. Avvocato, gliel'ha fatta per cui. Mi scusi, no? C'era un punto interrogativo, quindi era una domanda. Gli dice che è stata protagonista. È stata protagonista, assieme naturalmente alla Sì. persona che lei sa. Ecco, Sì. il Tutto tutto serviva diamo solo... per scontato però tutto questo. Sì. Volevo solo introdurre attraverso questa domanda per capire i suoi spostamenti geografici. Lei nel 51 abitava a Vicchio? Sì. O No, nel comune di Vicchio? Nel comune di Vicchio. E poi è stata in carcere per quel fatto. Quando è uscita dal carcere? Non mi ricordo la data esatta. In che anno? Ma nel 50? Quanti anni è stata in carcere? 5. Quindi 51-56. 56. Quando uscì dal carcere dove andò a abitare? Trasassi si chiamava. Cioè?
In che comune? Sempre comune di Vicchio. Quindi tornò dove aveva abitato prima, in un'altra casa. In un'altra casa, perché in quel tempo avevano cambiato casa. I suoi familiari. I familiari, sì. Successivamente si è spostata o ha sempre abitato a Vicchio? No, sono stata lì penso un anno. Lì circa un anno. Circa un anno, poi mi sono sposata. E dove è andata a stare? Sempre nel comune di Vicchio. Successivamente ha mai cambiato casa? Dal comune di Vicchio, cioè da lì dove era il comune di Vicchio, sono andata via di Viso, sempre nel comune di Vicchio sono andata, non mi ricordo come si chiamava, in un'altra casa. Però non mi ricordo il posto. Sempre nel comune di Vicchio? Sì. Poi ha cambiato comune, proviamo così. Poi ho cambiato comune, sono tornata alla Stassigna. Con suo marito, con suo nucleo familiare. È andata a stare alla Strassigna. Non mi ricordo mica. Direttamente alla Strassigna, è un posto che a noi interessa. No, mi scusi. Io le farò delle domande specifiche. Mi scusi, non sono andata direttamente alla Strassigna, sono andata sempre in comune di Scandicci, alla villa, era vicino al coso. A San Martino alla Palma, Badia 6. Ecco. Per quanto tempo c'è stata? 9 mesi, finché non ho avuto il bimbo. E poi è andata a stare alla Strassigna. Poi ci torniamo su questo, perché lei è stata diffusa. Ora mi interessava il quadro generale delle sue abitazioni. Sì, come ricordo mio, avevo tutto i fugioni. Strano, signora, che non se lo ricordi. Insomma, ha cambiato 4-5 abitazioni, non sono mica poi tanti. No, non mi ricordo i nomi, no? Vabbè, i nomi li troviamo, l'aiuto io. Poi è andata alla Strassigna. Si ricorda in che anno è andata alla Strassigna? Nel 61. Nel 61. Ricorda la via dove abitava? Via Matteotti. E si è trattenuta per qualche anno? Sì. Fino a... sono negata. All'incirca, sì. Non sono rimasta nel mistero fino ai 6 anni. 68-69. Sì, mi sembra, perché ne aveva 6 anni. All'anagrafe sembra il 69, poi lo verifichiamo. E da lì è andata dove abita ora o no? No, da lì siamo andata su a Rincine. A Rincine in che comune siamo? Londa. Londa. A Londa, questo, in che periodo, in che anni c'è stata e quanto c'è stata? Una parola, e chi se le ricorda? È semplice, è andata via dalla Strassigna nel 69, Ci sono sono stata su 16 mesi, perché mio marito è andato su per il lavoro di mio marito, che 16 mesi sono stata lassù. Quindi nel 70 è venuta via? Nel 70, sì. E dal 70 dove è andata a stare? A Scandicci. Fino all'84. 84 fino all'85. E dall'85 a Montelupo dove abita ora? Dove sono tutto? Questo è grosso modo il quadro, poi lo vedremo nei particolari. Io la domanda che le voglio fare ora è questa: in tutti questi anni ha mai più visto il signor Pacciani? Sì. Quando l'ha visto? L'ho visto nel periodo delle sue origini e... A Londa, signora? A Londa, sì. Quant'è? Alla fine dello 69, penso. Quindi Perché nel 70 sono venuta via. Non mi ricordo il mese, il giorno. Lei l'ha visto una volta sola dopo il fatto del 51? Sì. In questa occasione? In questa occasione. Venne lui a trovarla? Sì, venne lui a trovarmi. Lì a Rufina, a Londa, scusa. No, su proprio a Rincine, perché noi avevamo una casa a Rincine. Chiedo scusa. Che comune è Rincine, per capire? Londa. Questo è un paesino, Sì, cioè sì, sono sì. un gruppo di case, diciamo. Nel Mugello? Sopra di Comano. Sopra di Comano, era questo che volevo sapere. E il Pacciani venne a trovarla. Sì. Le preannunciò questa visita? No. Comparve un giorno? Comparve sì, una mattina, di mattina mi sembra, sì. Le suonò al campanello, c'era No, il suo nome?
non sono nessun campanello perché la porta era aperta. Io ero arrivato così davanti alla porta. Quanti anni era che non lo vedeva? Dal 51. Quindi se facciamo un po' di conti, una trentina d'anni? Una ventina, scusi. Una ventina tutti. E lei lo riconobbe subito o non capì chi era? No, lì per lì l'ho riconosciuto, un po' impressionato ma l'ho riconosciuto. Un po'? Cioè, Impressionata lei? Sì, lì per lì mi sono un po', non impaurita, ma insomma un po' impressionata. Non si aspettava questa visita? Non mi aspettavo la visita. In tutti questi anni non le aveva mai scritto, non si era mai fatto vivo con lei? No. Mai? È sicura di questo? Io non ho mai ricevuto niente. Io glielo chiedo, lei mi risponde, poi andiamo avanti, vediamo. E un giorno dopo 20 anni compare. Non le chiese lei come hai fatto a trovarmi? No, lui veramente mi ha detto che aveva chiesto di mio marito e che gli avevano detto si stava lì. Come faceva il signor Pacciani, glielo chiese, a chiederle, a sapere che lei era sposata, se era 20 anni che non vi vedevate? Questo non lo so. Lei gliel'ha chiesto? No, non gliel'ho chiesto. Non credo di averglielo chiesto. Le chiese come l'aveva rintracciata, come aveva saputo questo indirizzo. Fra l'altro mi sembra di capire, lei dice un paesino, Rincine, era sull'elenco, sì, sotto ho chiesto il suo come ha fatto e mi ha detto che era una fiera e che era venuto su. Mi scusi, non l'occasione, come aveva fatto a sapere che lei abitava lì? Non credo di averglielo chiesto. Lei non gliel'ha chiesto? Mi sembra proprio di no. A me mi ha chiesto di mio marito, gli ho chiesto e ho detto che non c'era, che era al lavoro, non era lì presente. L'unica cosa che mi ha detto è che lui si era sposato, io mi sono sposata, lui aveva 2 figli e io ne avevo 3. La vita era andata come era andata, ognuno per conto suo. Tutto qua. Una strana apparizione con tanta altrettanto velocità, ecco. Via. Però lei, signora, ha riferito con tanto, che... scusi? Non abbiamo capito, con tanto? È andato via alla svelta, cioè non si è trattenuto lì. Mi dica. Lei in precedenza dice non aveva mai avuto sue notizie o le aveva avute? Io non l'ho avuto notizie. Cioè notizie nel senso, non so. Che la stava cercando? Aveva mai avuto notizie che la stava cercando? Io mi era stato riferito che lui aveva chiesto il mio indirizzo. A chi lo aveva chiesto e chi gliel'aveva riferito? A me l'ha riferito, come si chiama? La Rosa, cioè la mamma di una mia cognata. Come si chiama questa sua cognata? Marisa. Però a me non me l'ha detto la Marisa, chiama... me l'ha detto la nonna. Che gliel'aveva chiesta la figlia, Lorena. La figlia si chiama Martelli Lorena, per sì. caso? O Martelli Iris? Sì, forse ha 2 nomi, sì. Ecco, Martelli Iris Lorena. La mamma di Martelli Iris Lorena, che è sua parente, è così? No, sono cognate, la sorella è cognata. Benissimo, le disse che il Pacciani l'aveva cercata da lei. No, dice che l'aveva vista e gli aveva chiesto dove stavo. Ecco, no, perché questa signora Martelli Iris ieri è venuta a dirci proprio il contrario, che lei non ha mai detto... È così. No, lei questo ha riferito, io volevo mettere in evidenza come la Martelli Iris, se è la stessa persona, come ho capito, addirittura ieri ci ha fatto una falsa testimonianza piena. Lei comunque ricorda che il signor Pacciani aveva detto... ricordo che dice non gliel'ho dato. Non gliel'aveva dato il suo indirizzo. Io se poi... Però comparve questo signore. Sì, me l'ha detto. Quindi qualcuno gliel'aveva dato. Non lei personalmente. Ah. No, non Lorena personalmente. A me l'aveva detto la mamma. La mamma di questa Lorena. Perché stava vicino. Però se compare qualcuno l'indirizzo gliel'avrà dato. È così. Lei non gliel'ha chiesto. Senta una cosa, quindi l'ultima volta che lei ha visto il Pacciani in queste condizioni abbastanza, come ci racconta lei, frettolose, senza preventivi comunicazioni, è
in questo anno 69-70. Sì. Successivamente lei non l'ha mai più visto, lo rivede a parte i giornali e le telecamere oggi in quest'Aula. Anzi, non l'ho ancora visto. Senta signora, io le dovrei contestare che le figlie di Pacciani sono venute in quest'Aula per dire che sono una volta venute a trovarla insieme al padre, avevano una fiesta nuova, il padre mostrò a lei queste ragazze, lei disse che belle ragazze e in La domanda, scusi. È vero. No, questo non glielo può dire, scusi Presidente. Lei deve domandare se... Mi scusi Presidente, lei deve domandare... No, No, mi ora scusi. intanto faccio la domanda. Pubblico ministero. Allora faccio io la domanda. La domanda. No, Faccio deve io la far lui, domanda. Prima ho fatto la contestazione, se loro mi permettono. No. La contestazione lei l'ha fatta, ha sentito signora? È una Lei contestazione, ricorda- una contestazione impropria naturalmente. Queste ragazze hanno Chiamiamola detto... contestazione in maniera assolutamente atecnica. Benissimo, Comunque, in quest'Aula queste c'è due questa ragazze hanno raccontato circostanza questo. che il pubblico ministero riferisce. È vero, allora le domandiamo È che la una stessa volta... domanda che ho fatto io, è Naturalmente vero. È chiaro che i suoi ricordi non possono essere brillantissimi. È vero che una volta il Pacciani venne, dopo quella volta lì, con le figlie e gliele mostrò? No, No. mai viste. No. Io Lei lo sono- ricorda bene questo, signore? Io lo- Benissimo. È una cosa, penso che se l'avessi viste me lo ricorderei, io non ho mai viste. Senta una cosa signora, andiamo qualche altro, e come mai, ah no, niente, nessun, senta una cosa ancora, Mi dica. lei quindi ha conosciuto Pacciani prima dell'episodio del 51, l'unico periodo in cui l'ha frequentato, perché poi l'ha visto una volta sola, ci ha detto nel 70-69. Sì. Per quanto tempo siete stati, se eravate fidanzati o insieme, vi frequentavate? È stato un anno, 6 TV, non me lo ricordo mica. Quanti anni aveva lei, signore? 16. E lui? Quanti anni c'è? Lui quanti anni aveva quando lei ne aveva 16? Lo ricorda? Se era il suo fidanzato? Ma non me lo ricordo gli anni, era 26, quanti anni aveva? Aveva un'età così. Non mi Voi vi ricordo. frequentavate regolarmente o occasionalmente? all'epoca? Presidente, non è oggetto della capitolazione. È Questo un... è vero. Questo è vero, pubblico ministero. Mi sembra che la capitolazione sia proprio limitata a circostanze precise che sono quelle che lei ha svolto fino adesso, e cioè se il Pacciani era venuto a trovare quante volte la Bugli dopo i fatti famosi. Siccome ci sono degli atti, già come la sentenza del 51 che loro hanno, dai quali si può dedurre l'attendibilità o meno della signora, e su una circostanza per me importante la signora risponde in modo diverso, ritenevo opportuno fare delle domande che consentissero di capire anche l'attendibilità della testa. E quindi, siccome ho il riscontro del... Io chiedo se mi ammettono... C'è opposizione La della difesa si oppone. Opposizione perché il riscontro non si può fare sul 51. Là c'è stato tempesta nel 51. Questo è un riscontro che la porta è chiusa, mi pare che non ci sia. Non lo so, vediamo di aprirla se necessario. Se preventivamente preavvertiti, sì. Diciamo che qui la capitolazione è molto precisa, è molto delimitata, e quindi queste 400 ulteriori domande non sono ammissibili. Se poi sarà necessario in un secondo momento, ricordate c'è quella ordinanza della Corte. Bene, Presidente, Vedremo di lei ha mai visto Pacciani con pistola in mano? No, Sa se ne aveva? no. Lei è stata processata con Pacciani per un delitto di questo tipo? Opposizione. Detenzione di pistola. No, No, è stata assolutamente. processata soltanto per concorso Glielo- nell'omicidio Glielo posso chiedere? con coltello. Lo posso chiedere? Penso di no. Sicuramente non fa parte della capitolata. Da Paolo. Siamo fuori del capitolo. Bene, Presidente, non ho problemi. Si
se necessario si riaprirà questo discorso, Sì, ma sì, non sì. ora, in un secondo Benissimo, momento, dopo aver valutato non ci, tutto. non ci sono problemi. Signora, lei ha avuto l'occasione di lavorare in un bar? Sì, Dove? a Scandicci. Ha per caso lavorato anche in un bar a Cerbaia? No, Ci sono delle persone, compagni di Pacciani, che hanno detto sono venute a trovare lei in un bar a Cerbaia. no. Opposizione. No, avvocato, assolutamente. L'opposizione la respingo subito. No, io sono Il Vanni. Vabbè, vediamo un po' dove è stata la signora, così si riguardano tutti. Posso fare qualche domanda o a ognuna devo... Può fare questa domanda pubblica. Grazie. Allora volevo sapere, in questo bar a Scandicci, se non ho capito male, lei ha lavorato, a Cerbaia mai. In questo bar di Scandicci in che epoca ha lavorato? 74, nel 78 mi sembra. Un 4 anni circa. 3 sì e no. Sì e no, scusi, che cosa vuol dire? Non mi ricordo se sono 4, se sono meno. Io ho lavorato, più che altro, più che lavorare davo una mano a mio fratello. Perché Pare era che era di suo fratello? Sì, il proprietario di questo bar, era una casa del popolo, che lui gestiva. gestiva. Che E gesta lei tuttora. in questa Casa del Popolo, a quel che ho capito, non ha mai ricevuto, a questo bar non ha mai ricevuto visite del Pacciani, né di persone che si sono presentate dicendo che erano amici suoi. No. Io almeno non l'ho mai visto. Persone amici suoi che si sono presentati chiedendo di lei? No. No. Senta una cosa, tornando a dove abitava, lei negli anni dal 60, ha detto è venuta via dal Mugello? Abbiamo fatto un po' di conti, 56 più qualcosa dopo che si è sposata. Quando è andata a stare a Badia Settimo? Badia Settimo mai. Allora mi scusi, lei l'ha chiamato San Martino. San Martino alla Palla, Mi sembra nel 60. nel 60. Nel 60 E penso. poi è andata alla Strassigna nel 61, Sì. lei ha detto. Senta un po', lei ricorda il periodo in cui è stata fra il 61 e il 69, così è stato ricostruito dall'anagrafe per l'esattezza, lei ha parlato 68-69, dal 20-12-61 lei emigra nella Strassigna, risulta dagli atti, e ne riparte per l'Onda l'11-9-69. In questo arco di tempo ricorda esattamente se ha abitato in una sola casa o se ha cambiato casa e l'indirizzo? No. Io dalla Strasigna sono andata direttamente su all'Onda. In questo. Mi scusi, in La Strassigna lei ha abitato sempre... in 2 case, no, in 2. Ricorda gli indirizzi? Sì, in via del Prato e l'altra in via Matteotti. Sono vicini fra loro questi Sì. indirizzi? Poca distanza. Senta, Cioè, in attraversa la strada. questo arco di tempo, il 20 mi sembra, o 22, ora non ricordo esattamente la data, agosto del 68, successe un omicidio, oramai noto. Le vittime erano dei signori che abitavano proprio in quelle strade. Ora mostreremo una cartina e cercheremo con l'aiuto della signora di localizzarli meglio. Lei di questo omicidio ricorda nulla? No. No, Cioè, in che l'ho senso? sentito perché non ero lì, io ero al mare. Quando successe l'omicidio lei era al mare. Sì, perché io una volta finiva la scuola, si partiva, si andava al mare, si tornava sempre verso settembre, a inizio scuole. Che Quindi- mi ricordo quando sono tornata, l'ho sentito parlare, ma non... Ecco, questa Non l'ho circostanza presente. che lei era al mare però la dice oggi per la prima volta, non l'ha mai detta alla polizia. Sì, Né perché al poi- PM, lei è stata sentita? Sì, sono stata dal sentita, PM, ma c'è stato... non l'ha mai ci ho detto ricapito che- dopo. Ecco,
le è venuto in mente dopo che a No, quell'epoca mi è venuto in era- mente perché poi ripensandoci, io ho finito le scuole tutti gli anni, andavate al mare. sì, perché mio marito faceva lavori delle strade, Vabbè. secondo dove si trovava, o al mare o in montagna, e io ripensandoci bene io non c'ero proprio. E dov'era, signora? Non mi ricordo se era a Quercianella o se Era da qualche parte. Io le contesto però che lei non l'ha mai detto in tanti Sì, è anni. giusto, difatti. Questo è vero. Senta Vede una che per lì cosa. non mi è venuto il discorso. Le è venuto in mente. Senta una cosa. Lei conosceva, quando l'ha saputo, chi erano le vittime? Conosceva per caso qualcuno di questi signori? Dato che, ora vedremo, erano proprio suoi vicini di casa. Sì, Beh, insomma, sono pochissimi centinaia di metri, è un paese nel 68 in cui è una deduzione questa, non lei l'ho può darsi- presente. Non le conosceva. Non li conosceva, né le vittime né coloro che sono stati ritenuti gli autori, la famiglia Mele lei la conosceva? No, io ho sentito solo parlare sui giornali. Dopo. Ma neppure allora, l'ho sentito dopo. All'epoca, quando era al mare, di questo fatto che era avvenuto proprio No, vicino no, a no, casa no. sua, lei non ha mai saputo niente. L'ho saputo quando sono tornato dai discorsi della Ecco, gente, però qualcuno. non l'ho presente. Anche perché non leggevo i giornali. Ecco, la famiglia Mele lei non la conosce. La coppia? La famiglia Melelocci, no? Che abitava vicino, ora vedremo con una cartina, no. Ecco, questa famiglia Melelocci mette in evidenza la polizia giudiziaria che anche mentre voi abitavate nella località che ci ha indicato prima, San Martino alla Palma, abitavano proprio vicino a voi. Nemmeno lei non ha mai sentito parlare. Io non l'ho sentito parlare. Ilo Bianco non le dice nulla, questi nomi, I come nomi- conoscenze dirette, non come cose. I nomi di poter aver sentiti Una strada, anche- lei c'è stata 5 o 6 anni, mi sembra di Sì, capire. però guardi- Succede un omicidio e non ha mai sentito parlare. No, io non l'ho sentito. Io le mostrerei, con il permesso della Corte, una cartina, mi rendo conto, nemmeno molto... Poi è successo alla Lastra questo fatto qui. Alla Lastra proprio. Sì, No, sì. dove sono successi. Io volevo far vedere... Candici. Ah, Scandicci. Può mostrare questa? Cioè c'è una cartina, è in atti, è effettivamente una cartina presa, non so se da uno stradario telefonico, non è chiarissima, però rende l'idea, poi la polizia giudiziaria ci spiegherà meglio quando li sentiremo. Vorrei farle vedere delle strade di dove abitava lei. Ecco. No, bisognerebbe ingrandire e cominciare con le strade, quella a sinistra indicata un po' più in blu, se riusciamo a leggere la strada. Via del Prato, La vede, signora? Lei abitava in Via del Prato al 7. Dico bene, signora? Sì. E Sì. prima invece dove aveva abitato? Era via Matteotti. In Via Matteotti. Ecco, Via il Prato al 7, quella è la strada. Sì. Ecco, in Corso Manzoni, che noi vediamo subito sulla destra, abitava Illo Bianco. E in Via 24 Maggio, subito sotto, poi la polizia ci spiegherà le distanze, abitavano i Melelocci. Nel mezzo c'è la piazza Garibaldi, è un paese che C'è all'epoca... anche la piazza del comune, mi pare. C'è, sì, eccola lì, sulla sinistra. Ecco, nemmeno quando venne la notizia, lei aveva mai sentito parlare fra Corso Manzoni e Via del Prato? Obiettivamente sono così vicini che... Comunque, signore, Io le chiedo, ne ha mai glielo sentito richiedo. parlare? Sì, non ho sentito parlare di No, questo ma fatto. visivamente ricorda qualcuno, a mai? Non le dicevano nulla. Però,
perché guardi, io con 3 figli lavorando in casa non andavo in giro a sentire, perché certo. Questo... ho sentito il fatto, ma non ci ho Quindi, approfondito. pubblico ministero, ecco. questa è la risposta. Ma noi la prendiamo. Volevo che avesse presente queste strade la signora e poi ce l'ho. Io addirittura pensavo a Signa, questo successo, penso un po'. No, qui non è dove è avvenuto il fatto, è quelle strade lì. Ah, qui è dove abitavano. Signora, mi scusi, ha capito che Via del Prato è dove abitava lei Sì. o forse io mi sono No, spiegato ho male? capito. E dove abitavano anche gli altri, gliel'ho detto io. Questi sono luoghi che la cartina che le ho mostrato io non ha niente a che vedere con Dove abitavano quelli lì? Era dove abitavano questi uccisi, la Barbara Locci e Infatti, ho capito. No. che lei non conosce, non ha mai visto, non sa. Ma l'avrò anche visti passare, ma non sapevo chi Però erano. non li individua assolutamente. Presidente, io ho numerose altre domande che non faccio ora perché non sono capitolate. Mi riservo di chiedere alla Corte, nel momento in cui sarà terminata l'istruttoria dibattimentale, di sopperire e di farle, ove la Corte lo riterrà opportuno, richiamando la testa. Avvocato Santoni Franchetti, prego. Signora, lei prima del 1951 era una persona, aveva molti corteggiatori, era una ragazza molto ammirata nel paese. Senta, non credo che si debba parlare poi della mia vita privata. Signora, Fa parte del capitolato, chiedo scusa avvocato, non lo so. lei come parte civile non avendo capitolato Lei ha tre- capitolato domande specifiche. Presidente. E allora lei deve stare alla al momento, capitolazione Presidente, del pubblico per ministero. noi siamo in controesame. Sì, ma ed lei- essendo No, in no, controesame... no, assolutamente no. Avvocato Bevacqua, dunque, gli ho tolto il microfono, quindi è inutile che parli. Lei può fare il controesame, ma sulle domande ammesse, non su quelle non ammesse, altrimenti, capito, sarebbe troppo comodo. Dire, signor Presidente, io non credo che possa fare il controesame. Lui essendo Controesame, nel parte senso, può civile, fare domande sull'argomento di cui si e tratta. non è in affatto adesione vero al questo. pubblico ministero può E fare quindi soltanto unicamente l'esame. sulle circostanze dedotte dal pubblico ministero. Lei, avvocato, Comunque- ne aveva dedotte di sue? Non mi pare. No, Presidente, questo- io volevo questo dire che argomento io è tabù. posso fare il controesame, ma i colleghi di parte civile no. Possono fare domande. Domande sì, sull'esame, No, sul Presidente, capitolato. chiedo scusa però, su questo punto la parte civile può fare il controesame, perché è parte completamente autonoma e libera nei confronti di tutte le parti. Se no non avrebbe, il codice dice semplicemente che è parte, non è assolutamente dipendente da chi che sia, né dalla difesa né dall'accusa, non avrebbe se no alcun senso la sua presenza nel processo, quindi può fare il controesame a nostro avviso. Se ora Presidente le dice che questo non si può Avvocato allargare Santoni, è un altro Avvocato discorso. Santoni, intanto lei non ha un interesse contrastante con quello del pubblico ministero, o Ma non io lo dovrebbe dico, averlo almeno. ma non lo dico nemmeno che l'ho parallelo. Secondo, lo chiami controesame, lo chiami domande, la sostanza non cambia, Su guardiamoci quel punto, bene in faccia. benissimo. Quindi lei deve fare domande unicamente sull'argomento Non è ammesso, non su è possibile. cui verteva l'esame del pubblico ministero. Se le vuole fare su quell'argomento, bene, altrimenti... E allora mi spiace. Signori avvocati parte civile, avete altre cose? Allora, signori avvocati della difesa, prego. Grazie. Senta signora, lei dopo questi fatti del 51 è passato tanto tempo, dopo 20 anni, secondo le risposte che ha dato al pubblico ministero, dopo 20 anni circa, vede un giorno il signor Pacciani ed è stata l'unica volta, lei ha detto, che ha visto il signor Pacciani e l'avrebbe visto, se non erro, all'Onda, Sì. sopra Compiobbi, sopra l'Onda. prima di arrivare a Dicomano, eccetera, si sale in su, Rinci. Sì. Ecco, lei signora, dopo questo periodo, dopo che il signor Pacciani è entrato in questo processo, cioè durante la fase indagativa di questo processo, lei quante volte è stata, se è stata, chiamata, interrogata dai carabinieri per accertare certe cose, dai carabinieri della polizia? Da carabinieri mai. Dalla polizia? Dalla polizia una volta. Una volta o più di una volta? Una volta. Ecco, Chiamata. io
Chiamata una volta. Chiamata, ma sono venuti a domandarle alcune cose? Una volta sono venuta anche a domandarmi. Ecco, e si ricorda se questa data è possibile si possa collocare perlomeno dal punto di vista temporale al 26 marzo 1990? C'erano 4 persone, maresciallo dei carabinieri, erano tutti in borghese però, e c'era anche una ragazza, se lo ricorda? Sì. Si ricorda se in quell'occasione le domandarono se il signor Pacciani era mai venuto a casa sua alla Strassigna? Me lo chiesero, sì. Ecco, perché loro dicono... No, non mi ricordo se mi hanno chiesto questa domanda. No, perché loro fanno questo appunto e dicono in particolare il discorso è stato accentrato sulla permanenza della donna in La Strassigna. Si è avuto la certezza che la donna non ha mai incontrato durante quel periodo il Pacciani Pietro anche in modo casuale. Siccome questa circostanza l'accusa non l'ha portata avanti nel discorso probatorio, io ricordo a lei, e se lei lo conferma, che in questa occasione questi 4 signori con una ragazza le domandarono se lei aveva mai incontrato alla Strassigna il Pacciani. Non me lo ricordo se me lo domandarono di questo discorso, ma io non l'ho mai incontrato. E lei non l'ha mai incontrato? No. Io comunque per la contestazione produco questo documento. Non so se si può produrre un atto di polizia. È un atto di PG. Vabbè, comunque un atto di PG, lo domanderemo poi ai signori della PG, va bene? Senta signora, lei un'altra volta credo sia stata poi interrogata, va bene? Ancora dagli stessi verbalizzanti, esattamente il 15 marzo 90, cioè qualche giorno prima di questo giorno. E in questa occasione lei ha detto quello che oggi ha riferito al signor pubblico ministero, cioè si accertava così nel corso di un colloquio avuto dagli scriventi con la Pugli Miranda in data 15/3 ultimo scorso, quest'ultima si era vista improvvisamente capitare a casa sua il Pacciani, con il quale aveva praticamente perso ogni contatto dal momento del processo. Più precisamente la donna collocava tale visita nell'anno 70, 14 anni dopo la sua scarcerazione presso la sua abitazione di Londa. Se lo ricorda questo? Sì, quella volta è venuto su a Londra. Ecco, quella volta. Quindi lei, con tranquillità mnemonica, ricorda soltanto questo unico incontro con il Pacciani, e di questo incontro lei lo riferisce ai signori verbalizzanti che sono i signori della SAM e qualche altro dipendente dell'Arma dei Carabinieri, e poi da ultimo lo riferisce al magistrato, l'attuale dottor pubblico ministero dottor Canessa, innanzi al PM. Ho sbagliato io, non c'era lei, però c'era sicuramente l'altro PM che è il dottor Vigna. Dottor Vigna è esattamente il 6 novembre 91, va bene? Cioè lei è stata sentita 3 volte. La prima volta quando le si domanda se lei e quando aveva visto il signor Pacciani, e sì. Lei riferisce una sola volta all'improvviso nel 70 a Londra. Una seconda volta le viene domandato dai signori della SAM se lei alla Strassigna avesse mai visto il signor Pacciani. Lei lo esclude totalmente, Io sì. tant'è che loro sono convinti di questo, però non lo riportano dopo. E poi una terza volta per ribadire davanti al pubblico ministero che lei aveva visto una sola volta, e cioè nel 70, il signor Pacciani a Londra. Sì. È vero? Grazie, non ho altre domande. Altro? Avvocato Fioravanti? Signora, lei quando ha visto Pacciani a Londra, a Ricine, era da solo o c'era un'altra persona con lui? No, io lì davanti alla mia porta era da solo. La porta dava sull'Aia,
C'era una stradina e c'era la porta. Ecco, Poi... questa stradina andava verso l'Onda, la strada che passa davanti all'Aia? No, c'è un viottolino che poi si può scendere, ma la strada no, si rientrava indietro e poi andava all'Onda. Non c'era un certo signor Ciucchi, mediatore? No, io non l'ho visto. Ecco, Pacciani gli ha detto dove era diretto? A me Pacciani mi sembra, se non sbaglio, di aver detto che era venuto a una fiera, che era venuto su a fare... Non mi basta questo, signora, era venuto ad una fiera. Grazie. Lo aveva già detto. Possiamo congedare la teste, signori? Bene, signora può andare, grazie, può uscire di qua. Finito di...